Amici di Sportisiri, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso qui per commentarvi la 15ª giornata del campionato di Serie C2 che vede scendere in campo il Giudecca, squadra di casa, e il Palermo Futsal Club. Vediamo subito gli ospiti in campo con un volto nuovo, potremmo dire, perché Dante Vitiello adesso lo inquadriamo, perché giustamente non lo state vedendo, stiamo inquadrando adesso, riscaldando insieme a Nicchia e Sugione. Vitiello non è un nuovo giocatore del Palermo Futsal Club, è anzi uno dei veterani di questa squadra, 4 anni di fatti con questa maglia senza mai cambiare, ma purtroppo per infortuni non è, soprattutto nell'ultimo periodo, stato costante in maglia rosanero. Quest'oggi invece strappa una convocazione ed è molto importante anche perché ci sono diverse assenze per quanto riguarda il rosanero. Manca sicuramente il primo di tutti, il capitano Vito Lafiura, difatti la fascia oggi ce l'ha Giuseppe Calì con il completo blu. Mancano anche i gemelli Danilo e Diego Alario, che salutiamo, che sicuramente ci stanno seguendo da casa. Poi come altre assenze, Lorenzo Lopez nelle ultime settimane un brutto infortunio non lo sta facendo stare all'interno delle rotazioni di Mister Gentile, perché in una gara come questa forse Lopez poteva veramente dare una grossissima mano, però è ritornato Dante Vitiello, questa sicuramente è una gran bella notizia e chissà che oggi non possa tornare a splendere con i colori rosanero. Noi vedremo se Mister Gentile gli darà minutaggio, crediamo di sì, perché come centrale dietro al momento, escludendo Chinnici, è l'unico capace di poterlo fare. In realtà non è vero, perché c'è Emanuele Fiorentino, per un giocatore sicuramente più offensivo, che vedremo anche come laterale. Dall'altra parte invece dicevamo le assenze in attacco manca ovviamente, oltre a Vito Lafiura, anche Gabriele Gennaro, un grandissimo giocatore che però sta mancando da tante partite, ma sta recuperando, e questo sarà probabilmente l'acquisto del mercato invernale rosanero. Un acquisto c'è stato, e Paolo Mauro per la porta, ancora oggi però non convocato. Fiducia dunque a Calì e San Martino, con quest'ultimo che sta veramente facendo passi da gigante, considerato anche il livello iniziale di partenza, perché ricordiamo San Martino non aveva mai giocato a calcio a 5, quest'anno la sua primissima esperienza, ha risposto presente in più di un'occasione in cui Mister Gentile gli ha dato questa chance. Difatti per lui 3 partite, una in campionato, 2 in coppa, ha sempre fatto molto bene San Martino, subendo al momento 3 gol, dunque la media di un gol a partita non è male. È chiaro che comunque ha fatto soltanto una partita intera di 60 minuti contro il Real Sports in coppa, poi 2 spezzoni in campionato, 10 minuti e 5 minuti, insomma è chiaro che lì un po' prendere gol è più difficile. L'unica partita invece in cui ne ha presi 3, però facendo tante parate. E dunque questa la formazione rosanero. Adesso è arrivata anche il Giudecca in completo rosso. Vediamo difatti il capitano Roberto Angileri con la maglia numero 23. In panchina si stanno sedendo Karim Chaloup, adesso si è rialzato. C'è anche qui vicino a noi il mister. Adesso cerchiamo di vedere tutto. È dato anche l'editoriale il signor Bargione, anche il fotografo Mirko Valenti, come sempre pronto ad immortalare, ci saluta. Forse non si è visto della ripresa, ma stava salutando proprio la telecamera. Chissà che magari qualcuno da casa non lo stia seguendo e lui lo abbia salutato a distanza. Chiaramente glielo chiederemo. Nel frattempo si attende l'arrivo da parte del direttore che era entrato, il signor Bargione, della sezione di Palermo. Un fischietto importante, perché nonostante la sua giovane età comunque ha già arbitrato partite importanti. Adesso entrano in campo con Calì e Chinnici da una parte, Angileri e Alagna dall'altro. Vediamo se parerà Alagna o Piacentino, perché nella scorsa partita il Giudecca ha fatto parare entrambi i portieri contro gli Emiri. Nella gara di andata invece è stato Piacentino a scendere in campo con grandissime parate, e se il Giudecca comunque è rimasto in partita praticamente fino all'ultimo contro il rosanero, grande merito è proprio delle portiere, che fece una serie di parate abbastanza importanti. Nel tempo batte le mani anche Battiata, che sicuramente vorrà dare il suo contributo oggi. Vediamo anche Margagliotti con la maglia numero 11, lui è stato anche uno dei migliori in campo sempre nella gara di andata. Con lui invece a segnare la rete del Giudecca fu Gammicchia, oggi invece è squalificata. Questa sicuramente è una bruttissima assenza, perché probabilmente è anche il giocatore più pericoloso della formazione trapanese, quello che ovviamente alza anche un po' il ritmo e detta soprattutto il ritmo. Oggi però una brutta assenza la sua. Vediamo come verrà un attimino sistemata in campo con le scelte dal primo. Nel frattempo
batti 5 tutti i giocatori, noi vi mostriamo come sempre il nostro scoreboard, il risultato chiaramente di 0-0, poi il cronometro inizierà a passare all'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato, vediamo se sarà rosa-nero o se sarà invece di stampo rosso e dunque del Giudecca. Proviamo a ipotizzare subito la formazione titolare, stiamo per dire un'ipotesi, però già vediamo Di Chiara, Fiorentino, Pisani e Nazareno Franco in campo, con tra i pali chiaramente Calì, dall'altra parte invece ipotizziamo un duello tra Piacentino e Alagna. Al momento Piacentino ha anche una felpa in mano, quindi ipotizziamo forse una panchina, quindi con Alagna dal primo, poi sicuramente Angileri dovrebbe partire anche lui nel quintetto iniziale, poi sicuramente Battiata, ma anche Liparotti e Giorlanda potrebbero iniziare. Infatti vediamo subito Giorlanda, Margagliotti tra i pali, vediamo se abbiamo indovinato, invece no, abbiamo probabilmente sbagliato, perché adesso è Piacentino che si sta mettendo la protezione per i gomiti e quindi partirà dal primo, panchina per Alagna. Vediamo quindi Margagliotti, vediamo Giorlanda, chiedo scusa, poi il capitano Roberto Angileri, e forse a completare il quintetto dovrebbe essere Liparotti, quindi dovremmo aver indovinato in realtà il quintetto iniziale. E sì, perché andrà Angileri, dovrebbe giocare come laterale destro, da pivot invece Liparotti, Piacentino in porta, Margagliotti come centrale e largo a sinistra Giorlanda. Dunque questo è il quintetto, l'altra parte lo dicevamo, Pisani, Fiorentino, Calì, Di Chiara e Franco. Questo è il quintetto di Mister Gentile, state soltanto il fischio del signor Bargione. Alla centrocampo con Pisani che sarà anche il primo a battere questo calcio di inizio. La gara inizio adesso con Fiorentino che controlla il primo pallone. Panchina dunque per Chinnici, questa è una scelta piuttosto importante per Mister Gentile, che solitamente non ne rinuncia mai al proprio numero 10, quest'oggi lo fa, però credo che sia veramente in grandi mani. Palla dentro per Di Chiara che non arriva ad impattare con il piede sinistro, si scontra con Piacentino che chiedeva anche un fallo in realtà, non per il signor Bargione. Questa è la prima occasione con Franco che aveva provato a pescare il compagno. Margagliotti spazza dritto su Pisani, oggi una grossa chance per Antonio Pisani, lui che comunque sta facendo una grande stagione, però le assenze di Gennaro e La Fiura potrebbero essere importanti dal punto di vista individuale, chiaramente dell'attaccante, perché in lista oggi soltanto 2 attaccanti di ruolo, Nicchia e Pisani, e di conseguenza ipotizziamo tanto minutaggio per l'ex Veco, lui che lo scorso anno ha fatto più di 30 gol con quella maglia. Era un campionato diverso, aveva anche sicuramente un minutaggio diverso, però quest'anno sta comunque facendo bene, soprattutto perché comunque non è facile giocare con giocatori come La Fiura e Gennaro che comunque hanno il proprio minutaggio, però Pisani comunque lo sta facendo bene, soprattutto destreggiandosi anche nel ruolo di laterale destro o anche sinistro chiaramente. Franco, tempo buona chance anche per Di Chiara in rete nelle ultime 2 di campionato. Di Chiara prova a scaricare su Pisani, poi Franco calcia con il destro, Piacentino blocca, si accartoccia e fa subito ripartire i suoi con Giorlanda che la tiene, vuole puntare Di Chiara che la tocca ma non basta, Giorlanda allarga il gioco, Angileri con l'esterno, sempre Giorlanda che cerca la porta, trova invece Fiorentina appostato al centro, Pisani contropiede, c'è Franco, palla dentro, Franco! E la sblocca dopo 2 minuti, Nazareno Franco, che palla di Antonio Pisani! Questo è un grande gol di squadra con il Giudecca che forse non è tornata in tempo in fase difensiva, era in contropiede ma poi ne ha concesso uno altrettanto ghiotto con Pisani che infatti non se l'è fatto dire 2 volte, ha scaricato sulla sinistra verso Franco e con il piattone è stato molto bravo a battere Piacentino. Chiaramente il portiere non avrebbe dovuto fare praticamente nulla, era molto complicato da lì. Di Chiara, Fiorentino, c'è largo Franco, infatti riceve il pallone adesso, lo fronteggia, lo guarda da lontano Angileri che non vuole stendere il tackle, palla dentro, poi sbagliata su Pisani, va anche giù Franco, non c'è nulla però. Lì un attimino rimprovera il direttore di gara dicendo di guardare il pallone e non
gli uomini, vediamo anche una chicca. Calì è un ex arbitro, quindi sicuramente il regolamento lo conosce, però in questo caso non c'era nulla su Franco. Angileri batte, però signor Bagiani dice andare leggermente più indietro, poi sta parlando con la panchina, dice palla lunga a cercare Liparotti, qui lotta bene Fiorentino che lo anticipa e anche però l'ultima a toccare, dunque rimessa laterale per il Giudecca con Margagliotti, vuole un dribbling da ultimo, buono quel taglio di Giurlandra, una buonissima idea quella di Margagliotti, forse leggermente troppo profonda, non è andata benissimo, però l'idea sicuramente c'era. Dichiara Fiorentino. Sbloccata subito quindi il Palermo Futsal Club con Franco dopo 2 minuti alla prima vera occasione da gol. Mister Gentile l'avrà preparata proprio in questa maniera, cercando di sbloccarla subito. Fiorentino, buon lavoro, poi non si intende con Dichiara, i due si scambiano un cenno d'intesa con un empatti 5, però non è andata bene questa azione. Angileri. Pisani lotta. In settimana Pisani, dicevamo, ha parlato ai microfoni della società, parlando di esprimere il suo pensiero su questa gara, dicendo lui lo scorso anno ha fatto 4 gol al Giudecca, 2 all'andata, 2 al ritorno con la maglia della Veco, con partite comunque sempre molto tirate, molto chiuse, lodando anche la squadra avversaria, ma si è sentito anche di dire come la responsabilità oggi in avanti se la sente e la vuole. Fiorentino cerca un tiro cross, c'è stata anche una deviazione. Dicevamo, Pisani si sente la responsabilità, ma la vuole, gli piace, ha detto. E anzi, lo carica. Pisani, schema per Franco, botta sicura, Angileri si frappone tra lui e la porta e difatti deve il pallone. Franco, Pisani, Fiorentino. Franco. Fiorentino. Cercare il passaggio, palla che passa, Dichiara, rimane sempre lì, c'è il secondo palo Franco, Dichiara vuole ubbricare il dribbling del suo avversario ma non ci riesce. Buon lavoro di Giurlanda che qui la tiene in maniera egregia, poi palla lunga, anticipo ancora di Fiorentino, palla in rimessa. Vediamo se ci sarà qualche cambio, al momento non si sta riscaldando nessuno, o meglio della formazione rosanero. Dall'altra parte invece Antonino in calcaterra potrebbe fare il suo ingresso presto, vediamo. Anche al posto di chi nel frattempo Fiorentino si sta allacciando gli scarpini. Dribbling da ultimo, rischioso ma anche ben fatto, poi sbaglia Franco, Pisani e Piacentino mette il piede, anzi la mano più che il piede, calcio d'angolo di 8 occasioni per il Rosanero. Pisani, schema, palla che non passa, Piacentino la blocca e fa subito ripartire capitano Angileri, lo insegue Fiorentino che chiude le gambe e non rischia il dribbling. Buon lavoro ancora una volta difensivo di Fiorentino, oggi è lui il centrale, vediamo poi quando entrerà Chinnici e poi forse anche Vitiello. Margagliotti Dichiara, lo pressa in maniera feroce, palla un po' rischiosa, poi Pisani avanza con la punta, prende in pieno Margagliotti, fa un buon lavoro, poi Liparotti se la porta lì in avanti, salta Franco, può calciare e Cali con i piedi riesce a dire di no e si riparte con Franco. Era molto bella al momento. Fiorentino avanza, Fiorentino prende in pieno Margagliotti, ancora sarà rimessa laterale. Tanti tiri sia da una parte che dall'altra, soprattutto Rosanero chiaramente con il Giudecca che si difende a riccio praticamente, non dando molto spazio. Poi Franco e Piacentino è molto bravo. Iniziamo invece con le nostre statistiche. Palermo Futsal Club al momento al primo posto con 33 punti, 71 gol fatti, 45 subiti, nonché il terzo miglior attacco del campionato, ma anche la seconda migliore difesa. Tanto invece il Giudecca ha il peggior attacco di questo campionato con soltanto 35 gol, sono invece 66 quelli subiti, un po' meglio dal punto di vista difensivo, però non più di tanto in realtà. Franco, Pisani, vuole il taglio, sbaglia tutto, poi Margagliotti, Angileri, ma tutti d'accordo.
Angileri, finta sul posto, poi il rilancio con il petto fiorentino non è perfetto, poi Giurlanda calcia con potenza, la precisione però non è moltissima e difatti palla fuori. Nel frattempo Incalcaterra sta per entrare, vediamo al posto di chi, forse per Margagliotti. Ora cercheremo di capire il cambio. Fiorentino, Pisani, sbraccia un po' Pisani, fa fallo infatti Pisani. E anche la carica di Gammicchia, qui da fuori carica i propri compagni, atteggiamento da leader, una assenza molto pesante quella di Gammicchia, perché sappiamo quanto sia fondamentale nel gioco del Giudecca. Passati 9 minuti di gioco, 0-1 il risultato, diverse occasioni sia da una parte che dall'altra. Fiorentino, Franco, Dichiara, Franco, c'è Fiorentino che si avvicina, non lo serve Franco, vuole il taglio di Dichiara, buono questo lavoro, vuole il dribbling e poi Giurlanda invece decide di murare la strada e difatti torna dietro da Franco, il taglio di Pisani, non è, arriva il pallone, Franco apre verso Fiorentino, buona idea, Giurlanda, cade tutto, poi Dichiara con l'esterno, ha servito, ha provato a servire in realtà Pisani, ma non era affatto semplice. Va bene. Palla profonda con Necali. Franco. C'è il taglio di Pisani, ma Franco la tiene, adesso probabilmente gliela dà adesso. Pisani, Fiorentino, c'è Dichiara che accorcia, Pisani con un piccolo blocco cestistico. Fiorentino, Dichiara, adesso un po' di pressione alta del Giudecca, che è ben messa in campo questo pomeriggio. Franco, c'è il taglio di Pisani, vuole l'interno, Franco è sempre tanto rapido, infatti è una spina nel fianco, appoggia da Fiorentino allo spazio, se calcia, palla dentro, Franco con il tacco, palla che arriva lì, Pisani! E poi il palo, ed è gol di Antonio Pisani, 0-2, l'esultanza di Antonio Pisani. Un abbraccio con Fiorentino, le 0-2. Tanti dubbi su questo gol di Pisani, in realtà il giocare era sì molto vicino, però non ci siamo accorti realmente se il pallone fosse entrato o meno. I dubbi rimangono, però chiaramente la decisione è soltanto del direttore di gara. Intanto cambio fuori Margagliotti, dentro Incalcaterra. Palla subito sbagliata, Pisani intercetta col tacco, lascia lì, Dichiara e fa anche il tris. Adesso confusione per il Giudecca, che dopo il gol subito del secondo ha regato una palla a Pisani, che con il tacco l'ha messa lì per Dichiara, che fa 0-3. Adesso il risultato di 0-3, Angileri rischia tanto tra Franco e Pisani, poi regala Incalcaterra il pallone, Fiorentino, palla verso Franco, intercetta bene qui Incalcaterra, buono quel break, può puntare la porta, aveva anche calciato bene perché la palla era diretta verso la porta, ma Fiorentino si è frapposto tra lui e Calì, in questo caso mettendo il piede. Pisani, per lui un gol e 2 assist, credo che la responsabilità che gli è stata data, credo l'abbia al momento in questi 12 minuti rispettata e anche molto molto bene. Nel frattempo fuori capitano Angileri, dentro Stellato con la 22. Tanto anche Gruppuso. Nel tempo si chiedeva un fallo. Nel tempo dentro Nicchia per Franco, dentro anche Catania al posto di Pisani, dunque rimangono Fiorentino e Dichiara al momento dei titolarissimi. Gruppuso rischia tanto su Dichiara, ma la difende anche molto bene, poi Piacentino, Incalcaterra senza rischiare nulla. Stellato difende con Fiorentino, raddoppio di Dichiara, Stellato ne esce però benissimo
con questa giocata, poi col fisico la tira lì, sbaglia il passaggio, Catania si gioca tanto a centrocampo, poi c'è un fischio, fallo. Dentro Chinnici, fuori Fiorentino, lo cercavamo, l'avevamo chiamato, nel frattempo Nicchia si è posizionato lì davanti con Chinnici centrale, chiaramente poi dichiara Catania come laterali, vediamo se poi ci sarà un altro cambio perché potrebbe entrare su John, vediamo. Catania 1-2, c'è perfettamente l'1-2 con Piacentino che allontana, poi si chiariscono, dichiara Catania, Chinnici dichiara con il tacco, poi incalca a terra con il fisico, forse un po' troppo su Nicchia, anche giallo per incalcaterra. Il calcio di punizione quindi per i rosanero. Lo fallo in cavalina sa queste robe. Lo fallo in cavalina. La calcio di punizione quindi con Catania. Sì, ma ci siamo pure neanche, e voi da dire. Vediamoci, grazie, solo una persona. Tra Catania, nel frattempo Di Togara ci aiuta anche nel conteggio dei falli, dice 2 falli per parte, gara corretta al momento, questi 15 minuti. Catania uno schema per Chinnici che calcia decisamente male, va Piacentino per Stellato, palla lunga con il petto, Gruppuso prova a lavorare, poi Chinnici mette un po' in difficoltà, dichiara che riesce comunque ad uscirne benissimo, Nicchia difende il pallone, rischia, poi scivola, dichiara ed è cartellino, vediamo, dovrebbe essere punizione al limite dell'area di rigore e si prende il pallone Gruppuso, qua l'errore è stato forse di Nicchia che è scivolato, ma anche Catania forse non perfetto, dichiara, anzi in realtà adesso cerchiamo di capire chi ha fatto l'errore, fatto sta comunque che calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, questa può essere una grande occasione per ritornare in carreggiata per il Giudecca. Andrà Giurlanda contro Calì è praticamente un rigore leggermente spostato, però con la barriera chiaramente, quindi un po' diverso. Siamo comunque lì, va Giurlanda contro Calì, Giurlanda di potenza, Calì la tocca e poi con un piccolo rimpallo guadagna anche la rimessa dal fondo e subito pallone verso Chinnici, nel frattempo comincia anche a piovere, chissà che non possa essere uno dei temi di questa partita. Pioggia chiaramente limita la tecnica, i rosanero ne hanno veramente tanta, qui si vede infatti Piacentino invece con così dà libero a lavorare, poi Giurlanda fa un buon lavoro, anche l'unico a non essere ancora uscito per il Giudecca, capisce quanto sia centrale all'interno di questo gioco. Del pallone, poi dichiara, è molto veloce, la tiene pure in campo, dichiara, palla dentro per Nicchia, con una trattenuta ed è calcio di rigore, piuttosto netto perché il calcaterra ha tenuto Nicchia ed è rigore, andrà lo stesso Alessandro Nicchia. Dentro su John, fuori Dichiara. Che partita però anche per Andrea Dichiara, perché ha fatto un gol, ha fatto delle grandi giocate. Nel frattempo Calì qui con esperienza a dire sulla ribattuta. L'ultimo rigore per Rosanero non è andato bene, l'ha calciato Fiorentino
nello scorso turno contro il Jason, adesso invece andrà il giovane Nicchia, per lui 9 gol in stagione, una classe 2005, ricordiamo. E qui anche il bel gesto di Chinnici, che ha dato il pallone e gli ha detto ok, adesso è il tuo turno. Va Nicchia! E lo tira male, e lo tira fuori soprattutto. Piacentino fa subito ripartire i suoi con il petto. Il gruppo so, però i rigori non sono fortunati per il rosanero, perché quest'anno ne sono arrivati 4, 2 realizzati, 2 sbagliati, dunque il 50%, non una media esaltante, vista comunque anche la facilità in questo caso. Sujan avanza molto bene, prova a calciare, poi Nicchia cerca di lottare con l'incalcaterra Sujan e poi fallo di Nicchia su incalcaterra, è stato il duello precedente e anche quello prima in realtà. Questa è un po' la velocità del giovane, è un problema per il 5. Chinnici col tacco su Gian, appena entrato Catania, il passaggio, Giurlanda fa un buon lavoro, si autolancia e calcia, palla fuori, lì aveva protetto bene la porta, si era anche messo nel giusto modo, però l'errore è comunque del 10, non inquadra la porta. Catania, Chinnici, Catania, Sujan, va giù, si continua, non c'è nulla, poi Giorlanda fa un buon lavoro, Catania da dietro, cerca di arpionare il pallone ma non ci riesce, poi Gruppuso si lancia sul sinistro, prova anche una conclusione complicata, Calì però è lì ed è soprattutto attento. Nel frattempo si sta riscaldando, se non avevo visto male, Vivarelli, ancora non ha fatto il suo ingresso. Chinnici va sul mancino, danza sul pallone, poi apertura verso Nicchia, che ha sicuramente tanto da farsi perdonare, lo vorrà fare probabilmente nell'immediato. Chinnici serve il pallone, Nicchia va dentro la rigore, Nicchia, palla che rimane lì e poi in calcaterra, perfetto da anticipare pure Catania, palla in rimessa. Nel tempo pronto un cambio per il Giudecca con Giurlanda che dovrebbe lasciare il campo. Su Gianne, palla per Catania, Piacentino in spaccata, bravissimo. Giurlanda, la pressione di Nicchia, poi prova a calciare, lo stesso Nicchia si mette lì con la tibia probabilmente a deviarlo, c'è anche fatto ingresso in campo, fuori per Giurlanda, abbiamo detto, non stava giocando una brutta gara, anzi tutt'altro. Però anche un momento per riposarsi. Catania, buon lavoro di Stellato qui, che torna dietro da incalcaterra, che lì chiedeva un fallo ma questa volta non c'è nulla. Stellato, lungo linea, lavoro di fisico, va giù su Gianne, non c'è nulla ancora una volta. Nicchia è veloce, Nicchia col sinistro, Piacentino ancora una volta si posiziona nel punto giusto e riesce a mettere in difficoltà. Andrà su John a battere. Vivarelli appena entrato, dribbling, va sul destro nel suo piede. È nostra, è nostra! Tratto con la maglia numero 19, Davide Culcaso. Su Gian, Chinnici, Vivarelli ha preso il posto di Catania. Mister Argentile sta facendo ruotare un po' tutti, ed è anche giusto per dare minutaggio oggi in campo. Qui sbaglia Chinnici, poi Culcaso, incalcaterra, Stellato, palla centrale in verticale verso il numero provato da Gruppuso, con Chinnici seguito un po' forse con le braccia, però non c'è nulla per il signor Bargione, che fa quindi continuare. Nel frattempo la pioggia dovrebbe essere quasi finita, ce l'auguriamo. Nel frattempo in calcaterra con Sujan sicuramente non si scambiano complimenti. Fatti la tua, giusto? Fatti la tua. Stai giocando bene, fatti la tua. Sujan,
avanza il numero 8, sempre molto tecnico, apre verso Chinnici, Stellato fa una buonissima chiusura con Chinnici che poi tiene il pallone in campo, buon lavoro ancora del 10, Vivarelli, taglio alle spalle, buon lavoro ancora di Gruppuso, poi col tacco Calcuso, poi Gruppuso sul primo dribbling è stato perfetto, poi nel secondo Nicchia è ritornato in calcaterra. Nel frattempo Capitano Angeleri dovrebbe rientrare, si sta levando la felpa, poi Nicchia prende il pallone, si allarga sul destro Nicchia e si è rifatto dopo l'errore dal dischetto. 0-4. Tempo sentiamo anche la voce del team manager Filippo Alario che come sempre dalla sua carica lo fa anche in settimana con grandi iniziative, diciamo così. Angileri finisce, sporca il pallone, poi nicchia sulla difesa di Angileri, qui molto bravo perché guadagna una rimessa importante e lascia anche il possesso ad Incalcaterra che torna dietro da Stellato, palla lunga in verticale a cercare proprio Angileri, lotta con Chinnici, sempre il 10 in anticipo, poi la pressione alta di Stellato, Vivarelli non controlla bene il pallone, lo lascia lì. A tempo si riscalda Battiata che potrebbe entrare a momenti, vediamo se e quando. Palla verso Incalcaterra che prende una traversa, aveva colpito benissimo il pallone, tanta sfortuna però per il 5. Chinnici, Vivarelli, non so se punta l'uomo, pallone in orizzontale un po' rischioso perché Stellato era lì vicino, ma per fortuna di Sugione non ha steso il piede. Vivarelli in mezzo a due su John e con il tacco era giusta l'idea, sbagliata però, poi scivolata di Chinnici ed è anche giallo per Chinnici. Su Angileri che è rimasto a terra abbastanza dolorante, fallo di Chinnici. C'è anche un cambio, sta per entrare Liparoti, forse al posto proprio di Angileri che è molto dolorante, infatti. Vediamo, Vivarelli si mette l'auto di destra, nicchia su John leggermente più avanti, faccio un 2-2, una marcatura a uomo praticamente. Stellato, che quando si è messo dietro Stellato ha dato anche forse maggiore solidità, va giù su John, si continua, nicchia con il tacco, Vivarelli, poi Chinnici, su John, poi col mancino, Piacentino blocca, tiro molto forte ma poco preciso, in calcaterra, poi Liparoti viene fermato da Lorenzo Chinnici. È il quinto fallo, dunque dal prossimo sarà tiro libero. Il rigore non è andato bene, chissà che invece non possa andare diversamente. È il tiro libero, Stellato col fisico. Diciamo che il mismatch con Nick è stato decisamente vinto dal 22. Liparoti si allarga un po' troppo, Chinnici lo infastidisce, poi un punto cieco quasi della nostra diretta. Purtroppo con... abbiamo una postazione privilegiata quest'oggi. Riusciamo comunque a trasmettere. Vivarelli il taglio alle spalle su John con Piacentino che mette la mano, che parata ancora del 12. È sempre un portiere molto molto bravo Piacentino, lo sta dimostrando anche questo pomeriggio, ma non lo conosciamo oggi. Calcio d'angolo su John verso Nicchia, la controlla con i rimbalzi Cali, Vivarelli, poi Nicchia, buon lavoro con l'esterno, appoggia verso Vivarelli, in calcaterra molto bravo.
Stellato con l'esterno. Liparotti, buona qui l'idea. Stellato però forse non l'ha seguito. C'era però anche Chinnici in posizione, gli stava rubando il tempo. E difatti tempo dentro nuovamente Pisani, fuori nicchia, un gol per lui. Pisani invece ha fatto decisamente meglio con un gol e 2 assist. Assist tra l'altro molto molto belli, perché a Franco ha dato una palla praticamente ha spinto solo in porta, poi quel tacco di Chiara invece il secondo. Franco calcia subito, anche lui è entrato ora per Suggianne, lotta con Liparotti, non vuole fare fallo Franco e Liparotti va avanti. Rientra in campo anche Margagliotti per Incalcaterra, buona gara per lui, anche è stata l'occasione più ghiotta della prima squadra con una traversa con Necali, probabilmente battuto, ha calciato veramente tanto tanto bene, ma molta sfortuna qui. Pisani cerca di tenere su Stellato, non riesce. Margagliotti allarga il gioco, buona idea, poi Chinnici la tocca, Franco palla lunga verso Pisani che può puntare alla porta, Pisani palla dentro per Vivarelli e si divora il quinto gol. Ancora una volta Pisani è sempre tanto tanto altruista, perché lui non cerca la porta, vuole il gol, ma non per forza di farlo direttamente. Questa è una grande qualità, chiaramente. Pisani, schema per conclusione di Chinnici. Pisani, Franco, Stellato lotta bene, ruba il pallone, poi Franco ancora, Piacentino se la ritrova lì, poi vuole andare lungo. Liparotti, Chinnici ruba il tempo, poi Vivarelli. Bene qui a ripartire, Pisani, Franco, punta all'uomo, Franco, vediamo se si inventano delle sue giocate sulla posizione di Chinnici, Stellato in anticipo. Franco. Pisani. C'è movimento, Franco, palla fuori. Pisani dice a Vivarelli di entrare. Palla lunga di Calcuso verso Liparotti, palla però scortata dalle parti di Calli. Franco avanza, Franco, ne 3 contro 3. Vivarelli salta, lo va sul mancino, casca giù ed è tiro libero per il Palermo Futsal Club. Vediamo chi batte. Anzi no, è tiro libero per il Giudecca con il fallo di Vivarelli, però non abbiamo capito sinceramente in che modo abbia potuto fare fallo. Forse nel modo di cadere ha preso il pallone con le mani, forse interpretazione, ma con le mani. Allora ci confermano anche i tifosi più vicino che ha toccato con le mani Vivarelli, e dunque questo è stato il motivo del fallo. E dunque tiro libero con Giurlanda che sfiderà Cali, che ha una statistica molto molto importante, non ha mai preso un tiro libero, non ha mai subito gol da tiro libero. Ne ha parati tanti in questa stagione Peppe Cali. Era l'ennesimo calcia con potenza, dove l'ha messa Giurlanda. Cali questa volta non ha potuto fare nulla, nemmeno uno specialista come lui prende il primo gol di tiro libero ed è 1-4. Ed è 1-4 il risultato, poi va bene così perché fece il primo tempo con questo risultato, 3 gol di vantaggio per i rosanero che hanno attaccato veramente tanto, più volte Piacentino ha salvato i suoi, però il Giudecca è tornato in gioco con questo gol. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi, perché solo qui, sui canali sportissimi, il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo! Volevamo fare un risultato positivo, sapevamo che oggi era difficile contro una squadra in salute, una delle migliori del campionato, però avevamo bisogno di ritrovarci e oggi i ragazzi hanno offerto una grande prestazione.
Poi siamo rimasti in 10, Adamo si è fatto male, quindi è stata un po' in salita per noi, però hanno risposto tutti alla grande e credo che abbiamo meritato la vittoria. Già giocava con un problema alla costola e infatti ha fatto l'infiltrazione per esserci oggi, però sapevamo che non era al meglio, però per fortuna diciamo fino a quando ha giocato ha fatto anche il gol vittoria, quindi va bene così. Ne abbiamo parlato, però penso che oggi non era Frisella da rosso diretto, poi dico non so l'arbitro cosa ha visto, però è un problema che ci portiamo dal girone d'andata e cercheremo di lavorarci perché in modo che non capiti più. Andiamo all'Ascari che è tutt'altra partita, anche perché il Lascari se non sbaglio è ultimo in classifica, quindi venderà cara la pelle e la dobbiamo preparare al meglio. Però oggi ho ritrovato la mia squadra, i ragazzi sono ritornati e questo mi fa ben sperare. Non so se lo Sciacca avesse avuto la testa alla coppa, ma non mi è sembrato, perché ha fatto una buona partita, è stata in partita fino all'ultimo, ha cercato di pareggiarla, però devo dire che i ragazzi in settimana l'hanno preparata abbastanza bene, volevamo a tutti i costi tornare alla vittoria, sapevamo che avevamo davanti un ostacolo insormontabile, e però questo Castellammare ha dimostrato che quando gioca con la testa, gioca con il cuore, gioca con la voglia, con la grinta, riesce a raggiungere risultati anche contro squadre blasonate come lo Sciacca, per cui auguro le migliori fortune e, se possibile, visto che è del girone A, di portare la Coppa a Sciacca, perché lo meritano intanto questi tifosi splendidi che hanno a seguito e una dirigenza assolutamente all'altezza della situazione e abbastanza solida. Tornando alla partita, ritengo che alla luce di quello che abbiamo visto nei 90 minuti la vittoria sia meritata, perché comunque finché siamo rimasti 11 contro 11 abbiamo subito solo il loro palleggio, però ricordo particolari parate di Paolo, ho visto soffrire particolarmente la squadra, nel senso che ci siamo abbassati per una scelta tecnica, per troppi lì contropiedi, poi è arrivato il gol dello stoico capitano Andrea Adamo, che ha giocato con una costola inclinata e poi nell'occasione del gol si è fatto male. Poi purtroppo l'unica nota negativa è che ci complichiamo la vita da soli, e Frisella ha pensato bene, così come hanno fatto altri suoi compagni, di lasciarci in 10, questo non deve capitare, ma in settimana prenderemo seri provvedimenti, perché le partite le dobbiamo finire in 11 e purtroppo è un cliché di quasi ogni domenica di finire la partita in 10, però qui è venuto fuori il cuore del Castellammare. Volevo sottolineare la prestazione di tutti, ma su tutti Guaiana è stato veramente encomiabile, ha lottato da solo, ha tenuto pallone, ci ha fatto salire. Abbiamo vinto veramente perché volevamo vincere col cuore, con la grinta, per allontanarci dalla zona bassa della classifica verso i 23 punti. Possiamo un attimo respirare e guardare il futuro con ottimismo. Buonasera amici di Sport Easily, siamo qui in compagnia del direttore sportivo Antonio Tosto dell'Accademia Trapani. Volevamo un commento a caldo sulla partita appena conclusa. Avete affrontato il Partini Caudace, è stata una grande partita, un commento secondo voi? Ma il commento a caldo che posso fare è che abbiamo voluto questa vittoria e ci siamo riusciti. Venivamo da 3 sconfitte consecutive e sinceramente la squadra soffriva parecchio di questi risultati che avevamo fatto. Oggi è stata una partita quasi fantastica, però si era messa subito in salita, però poi l'abbiamo ribaltata grazie ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Oggi tantissimo cuore, veramente, la partita si era messa male, sbloccata grazie a un calcio di rigore, perché oggi veramente c'è stato da combattere dal primo all'ultimo minuto. Secondo voi? Secondo lei? Vorrei sapere quanto è importante poter fare affidamento sugli uomini dalla panchina che subentrano. Ad esempio il gol è venuto proprio con questo è una cosa che noi abbiamo programmato sinceramente, perché avere in panchina persone che sono come titolari per noi è tanta cosa. E sinceramente quando il mister ha a disposizione, si gira dietro e vede che può fare affidamento di più giocatori, questo significa che stiamo programmando bene rispetto magari a qualche anno fa, che eravamo un po' a corti di giocatori.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida. Risultato, come potete benissimo vedere nel nostro scoreboard che ve lo dimostriamo adesso, è di 1-4. È stato nelle ultimissime battute della partita, c'è stato il tiro libero vincente del Giudecca con Giurlanda, con un gran bel gol contro un portiere che i tiri liberi ne ha parati tanto questo pomeriggio, però no, che è Calì, un specialista. Vediamo quindi in campo subito Vitiello, e questa è una grande notizia perché lo diciamo anche nella nostra intro. Vitiello è uno dei giocatori che tanto Mister Gentile ha aspettato per tanto tempo anche. Ho aspettato tanto, ma gli infortuni non gli hanno permesso di scendere in campo. Lui che lo scorso anno in Serie D ha fatto le prime partite risultando sempre uno dei migliori, ma soprattutto 2 anni fa, sempre nel campo di Serie D, con una statistica piuttosto interessante, tanti salvataggi sulla linea, un po' alla Lorenzo Chinnici di quest'anno, giusto per citarne uno. Nel frattempo inizia il secondo tempo con il primo tocco per i ragazzi di casa, con Giurlanda. Angileri sulla pressione di Catania, dunque si riparte con Catania, Di Chiara, Pisani, Vitiello e Calì. Di Chiara punta la porta, Di Chiara cerca subito un pallone dentro. Sarà quindi calcio d'angolo, vediamo se Rosanero chiameranno uno schema, adesso abbiamo anche molto vicini, quindi potremo anche sentire ciò che si dicono. Palla dentro per Vitiello, non calcia. Poi Di Chiara, e qui commette anche fallo, un po' ingenuo in realtà Andrea Di Chiara, perché sembrava abbastanza in ritardo, ha lasciato lì la gamba. Giurlanda, Margagliotti, Gruppuso cerca la porta, Calì non blocca perché Di Chiara lo anticipa, poi allarga bene verso Catania, palla sul secondo palo su Pisani, c'è però stata una deviazione, di conseguenza calcio d'angolo. Vediamo com'è, anzi no, rimessa laterale, però zona praticamente quasi del calcio d'angolo. Va Vitiello col mancino, Piacentino riesce ad allontanare, ci ha provato subito Vitiello, che vorrebbe questo gol, sarebbe per lui una grande liberazione dopo un periodo difficile tra infortuni vari. Poi Vitiello lo fa adesso e torna ed esulta come Jude Bellingham. Al secondo pallone toccato sorride subito Dante Vitiello, e questa, lo dicevamo, è una grandissima notizia per Mister Gentile, perché può contare anche su di lui. Ci ha impiegato praticamente 1 minuto e mezzo Vitiello a segnare al primo gol in campionato, la seconda stagionale, perché aveva giocato solo contro il Real Sports, quindi testa in chiusura. Oggi servivano delle risposte forse da lui, al momento sono arrivate. Giurlanda, Pisani lo aiuta Di Chiara, buon lavoro, palla che passa, Pisani guarda la porta, le finte, Pisani si ferma, guarda e calcia Piacentino con i pugni addirittura. Andrà quindi in calcio d'angolo. Vediamo Vitiello sempre dietro, però forse lì un destro potrebbe calciare piuttosto con Mancino. Vediamo. Vitiello vuole le finte, qui sbaglia, chiesto forse un po' troppo. Gruppuso fa un buon lavoro, poi Giurlanda con Calì. Poi Pisani va giù, forse fallo. Aveva anche il fischietto in bocca in realtà il signor Bargione, però forse però non è stato dato nessun fallo cumulativo. Palla fuori, probabilmente Angileri la restituisce, infatti fa così. Sportività dunque da parte del capitano verso l'altro capitano che è Peppe Calì. Vitiello, Catania, Di Chiara, Pisani, Catania, buon lavoro, 1-2 con Di Chiara, poi Catania con l'esterno ha provato questa
giocata un po' a liberare i compagni, non è riuscita. Poi Di Chiara vuole un dribbling in mezzo a due, si chiedeva un tocco col braccio, non c'è nulla. Di Chiara recupera, poi va giù. E anche fallo, calcio di punizione. Quell'abbraccio con Giurlanda. Tra Catania, però c'è anche Vitiello in realtà. Avanza Vitiello, Catania apre per Di Chiara, palla dentro Vitiello e poi è fermata praticamente sulla linea, botta sicura con il destro Murato e si riparte nel contropiede con Margagliotti che vuole un aiuto dei compagni, salta Pisani, poi Giurlanda, regala il pallone a Pisani che può puntare alla porta, Pisani va sul destro, fermato da Margagliotti in anticipo con un buon raddoppio. Giurlanda ancora una volta con l'esterno, vede il compagno, palla sul versante opposto, c'è l'arrivo, il controllo e poi Margagliotti che calcia, viene Murato e si riparte in contropiede con Vitiello. Catania, palla sul secondo, palla per il tiro alla tocca, poi rimane lì Pisani, viene Murato ancora una volta, Vitiello guarda la porta col mancino, è veramente tornato, is back, Dante Vitiello, doppietta con la punta e ride mister Gentili, sa di aver fatto la scelta giusta. E poi il bacio di Vitiello dovrebbe essere rivolto verso Capitan La Fiora che negli spogliatoi lo aveva caricato con un po' di responsabilità, l'abbiamo sentito dicendo oggi sei stato convocato al posto mio, questa è la parola di La Fiora, e Vitiello credo che stia anche rispondendo alla grande. Pisani, buon lavoro qui. Vitiello allarga bene per Di Chiara che cerca il secondo palo, forse poteva anche calciare in realtà qui Di Chiara, invece non se l'è sentita perché ha provato questo passaggio dentro. Gruppuso, lavora Vitiello, raddoppio di Di Chiara, sempre molto duro, poi Gruppuso, ancora una volta Di Chiara, calcia Calì con il piedone spaccata e Vitiello poi allontana precisissimo su Pisani che la controlla, poi sbaglia il dribbling perché Giurlanda è molto bravo. Giurlanda ancora una volta, Gruppuso vuole girarsi, danza col mancino, apre Angileri, vuole un movimento dei suoi, non arriva però nessuno e difatti va da Margagliotti. Nel tempo si è alzato alla panchina fiorentino, lui che ancora non ha segnato ma che potrebbe entrare e al momento è anche il miglior marcatore rosanero perché ha fatto 16 gol, 17 ne ha fatti La Fiora, però oggi è assente, di conseguenza è il miglior marcatore in campo. Fuori Vitiello, dentro Fiorentino, dunque entra, fa doppietta ed esce questo Vitiello in questi 6 minuti, anzi 7 minuti in campo. Di Chiara però contro una palla molto complicata, nel frattempo ci correggiamo perché Fiorentino ha fatto 17 gol così come La Fiora, però ne ha fatti 16 in campionato. Difesa della Fiora che si è un po' diviso tra campionato e coppa, palla lunga di Calì, ottima per Pisani che va giù costellato, calcio di punizione, l'aveva difesa benissimo Antonio Pisani. Nel frattempo Di Chiara per Chinnici, nel frattempo anche Paolo Mauro che fa i complimenti a Calì dei rilanci, tra portieri si capiscono, quindi si è complimentato perché effettivamente Calì ha fatto 2 rilanci ottimi, servendo sempre i compagni in maniera molto precisa. Nel frattempo calcio di punizione con Pisani su punti battuta, vediamo se calcia, per attenzione alla posizione di Chinnici, anche se c'è pure Fiorentino, infatti apre per Chinnici sul palo, Piacentino si era buttato ma non ci è arrivato, poi Fiorentino torna da Peppe Calì. Catania, Fiorentino, Chinnici, adesso è un quintetto tutto tecnica con Fiorentino, Chinnici, Pisani e Catania, forse dal punto di vista della tecnica è il miglior quintetto possibile per il rosanero. Poi Giurlanda la tiene in campo fino all'ultimo, poi in realtà va fuori. Chinnici, Catania,
1-6 risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Catania palla dentro verso Fiorentino che comunque lo ringrazia. Stellato, nel frattempo si riscalda anche San Martino che potrebbe entrare a momenti. Questa sicuramente anche qui è una bellissima notizia perché sta brillando il giovane classe 2005. 3 partite abbiamo già detto per lui. Catania, tunnel per Pisani, diciamo San Martino per lui una gara in campionato, 2 in Coppa, e dunque adesso dovrebbe arrivare invece la seconda in campionato al posto di Cali. È pronto infatti ad entrare, si sta riscaldando, lo vedremo forse per gli ultimi 15 di gara, vediamo che almeno 5 minuti debba riscaldarsi, almeno questo è un po' suggerimento, utilizzeremmo in realtà un po' più di 5 minuti per riscaldarsi, però potrebbero anche andare bene magari. Stellato. Angileri la controlla con Chinnici, poi Stellato, anzi Battiata che è entrato adesso in campo. Fiorentino. Palla sulla sinistra verso Chinnici. E ancora accorcia sempre Emanuele Fiorentino con l'esterno, la controlla in maniera molto molto elegante. Pisani. A addormentare un po' il gioco, dialoga nei due, poi cerca di restituirla ma sbaglia Fiorentino. Anche Vivarelli si è alzato, forse per Catania, e anche Nicchia in realtà, probabilmente per Pisani questo cambio. Poi palla in verticale, Calì rimane in piedi fino all'ultimo e mette lì la gamba, poi Pisani da terra, lotta, ruba il pallone Fiorentino con il tacco. Catania, Chinnici, esce dalla pressione benissimo il Palermo con Francesco Catania, allarga verso Fiorentino che punta alla porta, secondo palo Piacentino con la suola addirittura a negare questo pallone. Sarà quindi calcio d'angolo con Fiorentino. Nel finito arrivano anche i complimenti da parte del vicepresidente Pazzaglia a Vitiello, che è molto contento qui in panchina. Chinnici calcia decisamente male, palla fuori, Piacentino poi la tiene lì verso Battiata. Giurlanna qui va a sbattere contro uno dei tabelloni pubblicitari, dei banner pubblicitari più giusto, non è un tabellone. Ecco Nicchia, Catania 1-2, molto veloce Nicchia, prende il tempo a Giurlanna, poi Piacentino chiude quasi da libero, si concede anche un piccolo dribble, gli riesce anche bene, e dunque palla in rimessa laterale, nel frattempo dentro Nicchia, fuori Pisani, fuori anche Catania, dentro Vivarelli, che invece in anticipo decisamente perfetto, poi cerca anche la porta, a centrocampo non ha messo potenza, ha messo soltanto la precisione perché la porta aveva anche trovata, ma non è andata bene. Sarà ancora calcio d'angolo, lotta Nicchia dentro l'area di rigore, palla verso Chinnici che impatta ancora una volta non benissimo. Diciamo che i tiri non sono forse la giocata migliore di Chinnici, che però ne ha altre che sono veramente incredibili, come il dribbling, il senso tattico, la velocità, il passaggio. Insomma, un po' tutto. Palla dentro per Giurlanda che calcia. Vivarelli se l'era dimenticato, però è andata bene perché forse la palla non era sulla linea. Nel frattempo dentro San Martino, fuori Calè che lascia il campo al 42esimo con un gol subito su tiro libero, la sua specialità. Poi glielo chiederemo. Vivarelli. Fiorentino. Col tacco, rischia tanto, che infatti anche un po' tenuto Angileri. Poi Fiorentino col destro, Piacentino la tocca, poi Vivarelli! E la palla viene bloccata da Piacentino. Un po' sfortunato il set, che prova a rubare il pallone. Giurlanda, buon taglio alle spalle, calcia San Martino! Palla che passa sotto le gambe, però che il palo un po' l'aiuta. E poi Calì qui, quasi da padre, a dire a San Martino di alzare la voce quando para. Nel frattempo si alza Franco, sbaglia qui Vivarelli, poi Fiorentino chiude, Nicchia la controlla, adesso
può partire contro Battiato, è più veloce, ma il campo è anche terminato. Adesso forse un Palermo Futsal Club non lucidissimo, sono arrivati 2 gol nel secondo tempo con Vitiello, ma a parte quelle giocate forse tanto rammarico per non aver segnato in alcune occasioni, perché ci sono state ma non perfettamente. Tanto fuori Fiorentino, dentro Franco. Chinnici, Franco. E infatti Mister Gentile ha capito il momento e ha inserito Franco, che è uno dei titolarissimi di questa formazione. 1-2 con Chinnici, chiude Stellato con Battiata, poi però il rimpallo favorisce Nicchia, va sul destro, può calciare, Nicchia va giù, non c'è nulla però. Piacentino per Angileri, Chinnici in anticipo, poi Nicchia ancora, la porta, poi apparecchia verso Franco, l'anticipo perfetto di Battiata che fa un buon lavoro, poi però si complica tanto la vita e con Chinnici si aggrappa, ed anche calcio di punizione e giallo. Giallo forse un po' eccessivo, potremmo dire, ci permettiamo un attimino di intervenire all'interno delle decisioni arbitrali, però. È vero, trattenuto, però era forse il primo fallo dell'88, non era comunque cattivo, aveva perso il pallone, aveva cercato un po' di riconquistarlo, insomma. Non era un fallo, a mio avviso, da giallo, però insomma ci fidiamo delle qualità chiaramente del signor Bargioni, che ne ha in termini arbitrali sicuramente più di noi. Nel frattempo calcio di punizioni con Nicchia, da lì potrebbe anche calciare, anzi no, con Vivarelli, chiedo scusa, però uno schema Franco apre molto male. Minuto 45 di gioco, ancora 14 e 30 da giocare, che invece non ne fa passare niente, nemmeno l'aria questo pomeriggio. Stellato, Margagliotti e Angileri con Chinnici. Stellato, Incalcaterra, Margagliotti, il taglio provato da Incalcaterra, c'era però Chinnici ancora una volta pronto ad intervenire. Franco. Nel frattempo dovrebbe uscire Piacentino per Alagna. Franco avanza, Franco cerca il passaggio, tocca Stellato, poi Piacentino allontana come può, ma è un assist ottimo verso Angileri che salta, Chinnici che è anche già ammonito. Ed è doppio giallo e cartellino rosso per Chinnici. Cartellino rosso per Chinnici, questa è una bruttissima notizia per Chinnici e per il Palermo Futsal Club, perché salterà la sfida contro il Club Olimpia. Il calcio di punizione, quindi sa anche time out, però minuto 47, dunque dicevamo una bruttissima notizia quella dell'espulsione di Chinnici, soprattutto in vista della prossima sfida contro il Club Olimpia, che è una delle gare importanti da seguire, perché è una delle squadre che ha battuto il Palermo Futsal Club nella gara di andata. È vero, sono passati tanti giorni, tante settimane potremmo dire, poi sportivamente Chinnici lascia il campo dando la mano anche al direttore di gara. Un giallo pesantissimo, doppio cartellino dal punto di vista del regolamento, è giusto perché era Angileri davanti alla porta, aveva saltato Chinnici che lo ha steso, quindi il giallo è corretto, però per sapere una bruttissima notizia. Nel frattempo si ritorna in campo dopo il time out con Nicchia, Franco, Vivarelli e San Martino, insomma non dei pesi massimi sicuramente. D'altra parte invece vediamo Margagliotti, Stellato, Incalcaterra e Angileri, qualche peso massimo c'è. Piacentino nel frattempo rimane dentro, dunque non entra Lagna, credevamo che potesse esserci un cambio, ma
È anche un po' dolorante, il portiere però rimane al momento sempre lì. Tempo Vivarelli sul palo. Forse uno schema per Stellato, secondo palo, Angileri si vuole girare, appoggia, calcia con potenza. Qui Margagliotti, palla fuori. San Martino, palla lunga, aggancio di Nicchia, il palo, lo stesso di Chinnici. Poi ancora Nicchia va giù, non c'è nulla, si continua. Angileri con Franco si gira molto bene, cerca il secondo palo, poi Vivarelli se lo butta dentro, è molto sfortunato, non può nulla. 2-6. Nel frattempo rientra in campo anche Vitiello, che si posiziona come centrale, nel mentre si riscalda anche su John, che potrebbe fare il suo ingresso. Vediamo, posto di chi? Forse per Vivarelli, vedremo. Vitiello, Nicchia, la difende molto bene, qui sfortunato in precedenza con il palo colpito. Palla lunga, Angileri con Vitiello col tacco, Vitiello, poi anzi Vivarelli chiude e poi calcia con buona qualità anche Stellato. San Martino mette le mani, mette i guanti soprattutto e alza in calcio d'angolo. 6-2 risultato per chi si fosse inteso in questo istante per il Palermo Futsal Club. Nel frattempo Piacentino è giù perché l'avevamo detto, non stava bene. Entrerà Lagna, per lui è un problema alla caviglia, che infatti lo costringerà ad uscire. Questa, che qui non è una buona notizia. Invece vediamo se ci sarà qualche altro cambio per la squadra rosanero. Entrerà sicuramente su John, che è ormai prontissimo. Forse per Vivarelli. Stellato, schema con Angileri, palla a secondo palo, dove la tocca Vitiello, sarà rimessa. Nicchia. Palla lunga, incalca a terra, la mette giù con l'addome, palla in verticale, Stellato guarda il secondo palo, San Martino mette le mani ancora una volta benissimo a chiudere. E sotto gli occhi di Sujan si batte la rimessa laterale con l'incalca a terra. Signore, il palla in movimento, signore! Stellato. Di ritorno Franco mette il piede, guadagna anche la rimessa perché l'ultimo tocco è del Giudecca. Nicchia. Si gira, poi forse c'è un fallo. Stellato. Gioca forse un po' più all'inglese adesso. Stellato. Incalca a terra, guarda il secondo palo, Vitiello con il ginocchio a murare. Anche Alagna qui sale, quindi quasi a giocare con il quinto, leviamo il quasi. Sofferenza, raga, sofferenza! Stellato, incalca a terra. Alagna può calciare, Nicchia, allontana di testa, si lotta, Vivarelli la tocca, San Martino potrebbe calciare, però non se l'è sentita. Il giovane portiere Franco con un numero riesce ad andare via. Franco è molto veloce, scivolata, prova a calciare, palla deviata in calcio d'angolo. San Martino qui poteva calciare, ma era veramente difficile. Palla lunga, Vitiello la calcia con il petto, poi apre perfettamente per Vivarelli che può farlo lui. Palla che gira, forse un po' troppo o troppo poco, chiaramente. Nel frattempo è entrato bene in gara il giovane Karim Chaloup, che con il fisico ha dato già diverse spallate regolari, chiaramente, ai suoi avversari, dando anche quel pizzico di fisico in più che magari forse è mancato un po'. Qui però sbaglia Stellato e dunque rimessa laterale, minuto 53, mancano 7 minuti di gioco più un minuto di recupero, almeno sicuramente. Qui Stellato anticipa anche Alagna, poi il pallone è gettato praticamente verso il nulla. Vitiello. Franco.
Poi Franco, anche lui una palla lunga, un po' come Stellato, però non corretta. Nel frattempo sta per entrare anche Gruppuso, forse per Angileri, vedremo. Stellato, Vitiello, bravo qui nell'anticipo, può attaccare la porta, c'è anche Alagna libero, anzi salito, più che libero. Stellato, Alagna, avanza il portiere. Stellato, Vitiello intercetta. Poi Chaloupe, Alagna, Stellato, pallone non facile da controllare anche per il portiere. Incalcaterra, si difende il Palermo con Vitiello e Franco. Stellato cerca uno spiraglio, palla vera Alagna, ancora Stellato, poi palla fuori, non ci è arrivato Angileri. Vitiello con Vivarelli dialogano bene sulla linea di fondo, punta la difesa ma sbaglia qui, brutto errore di Vivarelli. Poi Angileri, palla che arriva dalle parti di Chaloupe che cerca il destro, cerca anche la porta, trova però Franco, poi Vivarelli con un dribbling, Stellato, sembrava sul pallone, sembrava. Fuori Vivarelli, dentro su Gian. Vitiello, Nicchia attacca alla profondità, Vitiello, Nicchia va sul mancino, palla fuori, la sua giocata l'ha provata, questa volta però non gli è riuscito. E palla ancora di Vitiello a cercare la terza rete, un po' una fotocopia del primo gol, non ci è riuscito però. Molto bravo Alagna, palla alta per Franco che impatta anche bene, ma Chaloupe regala a Vitiello, poi Nicchia finta con il destro, appoggia per Vitiello, ancora Nicchia, palla sul secondo palo, Franco l'ha aperta lui e forse la chiude sempre lui. 2-7 Nazareno Franco, che palla di Nicchia. Fuori Dante Vitiello, dentro Emanuele Fiorentino per questi ultimi minuti di partita. Incalcaterra, Gruppuso, buona giocata, palla dentro, Fiorentino la salva un gol, poi su Giorni tocca verso Franco che può puntare Giurlanda ma non riesce nel dribbling, palla fuori, Incalcaterra, poi fallo. Calcio di punizione. Andrà Gruppuso a battere con il sinistro. Uno schema con la cosa di Giurlanda, fascia lì, palla che rimane lì soprattutto, poi Nicchia la tiene mezza 3 su Gian, sulla posizione di Fiorentino, su Gian attacca la porta, apre Nicchia che cerca anche lui la conclusione. Chaloupe molto bravo qui, l'abbiamo effettivamente detto, Chaloupe è entrato bene in gara. Poi troppi secondi sulla bandierina, dunque cambio con il Fiorentino che era arrivato dal tiro però. Gruppuso, c'è Chaloupe, non lo serve, preferisce andare lui. Nicchia chiude la linea di passaggio, però giustamente Chaloupe ha accorciato un po' la sua posizione, poi rimpallo Nicchia con Alagna. Qualche incomprensione tra il portiere e l'attaccante, tutto ok però. Giurlanda, lui un grande gol primo tempo, su Gian non abbocca alle finte,
poi stende il piede e tocca. Poi Giorlanda ancora, deviazione, non si butta San Martino che guarda con gli occhi, palla però fuori. Dovrebbe entrare Pisani per nicchia, poi schema, palla però decisamente in movimento. San Martino, serve Franco che batterà la rimessa laterale. Poi sbaglia Franco, un po' di lucidità forse sta mancando ai rosanero perché il tempo passa, il risultato ormai è praticamente deciso. Vediamo il praticamente. Dentro catena, fuori Franco, dicevamo, però qualche errore di troppo in fase di impostazione. Qui Fiorentino fa un grande lavoro per Pisani, appena entrato per nicchia, le finte non passa però. Ancora una volta Chalup, chissà che questa non sia anche una notizia per il proprio tecnico, perché Chalup da quando è entrato comunque ha dato una maggiore solidità dietro, magari le prossime partite lo potremmo anche vedere più in campo. Chissà. Sarà quindi rimessa laterale con Chalup che riserva il compagno. 1-2 con Incalcaterra, può avanzare molto veloce Giurlanda contro Fiorentino. Poi si torna dietro con il pallone regato a Catania che può attaccare la porta con l'esterno, si appoggia Pisani, palla di ritorno! E forse Pisani ancora una volta un po' troppo altruista e si riparte con Incalcaterra. Pisani chiude, fa tutto, fa assist, recupera palloni. Il gol forse quasi non lo cerca più ormai più di tanto. Si scherza chiaramente, ha già segnato anche un gran bel gol. Fiorentino, minuto 60 e 30 secondi, siamo già ben oltre al tempo regolamentare. Catania guarda la porta, poteva pure calciare, ha proprio invece l'imbucata verso Pisani e qui mister Gentile è un po' forse a dire perché non calci. A tempo chiamato un minuto di recupero, dunque fino al 62esimo si giocherà. 60 secondi separano il Palermo al 36esimo punto di questo campionato, ma se no sempre più primi, e che affronteranno nel prossimo turno il Club Olimpia, che dicevamo è una delle squadre che è riuscita a battere proprio il Palermo. Una bruttissima assenza, lo vediamo qui adesso Lorenzo Chinnici che non ci sarà, appare anche abbastanza rammaricato. San Martino, mancano 40 secondi, Fiorentino, Catania, ritmi ormai veramente bassissimi, Fiorentino vuole trovare il gol, Fiorentino e Alagna si getta benissimo e para il tiro. Adesso ci sarà anche l'ultima occasione della partita. Mancano 10 secondi, vediamo se c'è ancora tempo. Catania non abbocca le finte, guarda la porta con la punta, poi cerca una conclusione. Calcio d'angolo, guarda il cronometro, fischietto in bocca e poi va bene così. Finisce il match, vince il Palermo Futsal Club con il risultato di 2-7 contro il Giudecca. Una partita importante vinta per i rosanero. C'è però una brutta notizia, l'espulsione di Lorenzo Chinnici in vista del prossimo turno contro il Club Olimpia, ma pensando ad oggi il Palermo continua la sua corsa, continua ad essere al primo posto e continua soprattutto a brillare. Qui da Marco Genduso è tutto, vi ringrazio e alla prossima!